Signori, buonasera, siamo in diretta televisiva col governatore Luca Zaia, grazie per essere intervenuti. Io vi terrò 10 minuti per poterli intervistare, poi lasciamo la parola al moderatore e al governatore che si dedica a voi questa sera. Allora, governatore, molte le presenze questa sera a Padova, una sala gremita, attese importanti, questo Veneto chiede continuità. Beh, posso iniziare ringraziando e salutando tutti? Grazie, grazie, grazie. Poi più applaudite, più a casa capiscono che siamo in tanti, Fate sentire. Eccoli qua. Eccoli qua. Molti sindaci, ma cittadini comuni, gente comune che viene qui per capire qual è la proposta di programma, per chiedere risposte e soluzioni. Ma noi ci siamo, io innanzitutto ringrazio perché quando chiesero a Cornelia, la madre dei grechi, chiesero ma quali sono i tuoi gioielli, lei mostrò i figli e io mostro i miei militanti, i miei sostenitori. Si sente. Senza una squadra come questa tu non vai da nessuna parte. Io ho solo la fortuna, a volte anche la sfortuna, di essere colui che è davanti a questa squadra, però il merito poi dei nostri risultati è il merito di molte persone che ci credono. Io non posso non pensare ai tanti anziani e ai tanti ragazzi che mi fermano e mi chiedono di andare avanti, mi chiedono di portare avanti i nostri progetti. Per cui sono qua. Ho appena finito con la febbre, ma sono qua. E gli applausi continuano. Governatore, allora, sicuramente una poltrona difficile quella del Veneto perché è una regione d'eccellenza che però chiede risultati. Lavoratori e imprese chiedono risultati in un momento di crisi, in un momento di tagli, in un momento difficile. Beh, innanzitutto mi permetta di dire che abbiamo ben chiaro lo stato di salute del paziente e possiamo anche dire che tra la ventina di pazienti nazionali e delle regioni, ad esempio, varrebbe la pena di ricordare i veneti, sarà pure un caso, stiamo governando noi, la regione del Veneto è quella che ha il tasso di disoccupazione più basso in Italia. Abbiamo il 6,7% contro quelli che ci seguono a ruota, che ad esempio l'Emilia Romagna 7,2 e la media nazionale del 13,4. Perché le dico questo? Perché vuol dire che in questi 5 anni qualcosa si è fatto. Basterebbe pensare che la cosa che mi sta più a cuore sono i 170.000 disoccupati che oggi abbiamo, che sono il vero nostro obiettivo. 14 In questi anni 14.000 aziende hanno avuto 1,5 miliardi di euro dalla nostra finanziaria regionale. Abbiamo investito su molti fronti, su quello dell'imprenditoria femminile 13 milioni di euro, dell'imprenditoria giovanile 12 milioni di euro, sto parlando dell'ultima annualità e dei bandi. Abbiamo addirittura, i veneti debbono saperlo, un progetto che si chiama Garanzia Giovani con 71 milioni di euro e ci sono 21.000 ragazzi iscritti e l'età massima è 29 anni, che essendo iscritti a questo progetto, Garanzia Giovani, cercatelo, hanno diritto ad avere entro 4 mesi un'occupazione o comunque l'introduzione in un contesto lavorativo, quindi uno stage, un'esperienza lavorativa. Questo è il Veneto che ci piace. Poi per carità c'è chi va in giro a sputtanare, c'è chi va in giro a parlare male, ma noi facciamo una campagna che sarà gandhiana, con il sorriso. Sembrano soddisfatti di questa apertura intanto i cittadini presenti oggi. Governatore, se parliamo di sanità, un'eccellenza veneta, c'è poco da fare. L'opposizione, Alessandra Moretti, dice però le liste d'attesa sono troppo lunghe. Chi ascolta da casa, chi è presente in sala, deve credere ad un'eccellenza del proprio Veneto o deve temere che le liste d'attesa si allunghino? Ma guardi, innanzitutto diciamo che noi eroghiamo su 75 ospedali 80 milioni di prestazioni. 2 milioni di accessi pronto soccorso. Io dico, cioè non è che se tu non riesci a gestire l'imbianchino per le pulizie pasquali a casa tua, poi vai a fare lezione di come si gestisce una massa di dati come questa. La verità è che il governo Renzi riconosce al Veneto che è la prima regione d'Italia per qualità. Allora, voi avete sentito che si dice, ma non è vero perché la regione del Veneto passa dal primo al quinto posto nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza. È assolutamente vero,
sono un bel po' di parametri che si analizzano, sono circa 90 parametri, noi scendiamo dal primo al quinto posto solo in un parametro, che è quello delle vaccinazioni, e c'è un motivo. In Veneto c'è una legge di civiltà che non impone più l'obbligatorietà delle vaccinazioni, quindi quando il governo, il Ministero della Salute ci misura sui valori dell'EA per le vaccinazioni, dice i veneti sono al quinto posto, non sono tra i primi, ma questo è normale. Da noi solo l'80% dei bambini neonati viene vaccinato, il 20% no. Nonostante questo, nonostante sia stata la prima regione in Italia a fare la non obbligatorietà per il vaccino, siamo ancora al quinto posto. Vuol dire che ce ne sono altri 15 che nonostante sia obbligatorio non riescono a garantire la vaccinazione ai loro cittadini. Questo è quello che sta accadendo. Quindi noi abbiamo una sanità che è numero uno. Se qualcuno ha dubbi o gli fa schifo la sanità del Veneto, vada a curarsi fuori dal Veneto. Lasciamo spazio agli applausi, mi sembrano meritati. No, guardi, dico anche di più, che la classifica nazionale, per dire che noi siamo i numeri uno, viene da 44 parametri su, adesso non ricordo più, penso siano 270 in totale. Quando si dice è troppo facile fare i calcoli delle liste d'attesa e della risposta su 40 parametri e non su 100 quelli che sono, 2,44 se non ricordo male, anzi dovrò andare a verificarlo. Ma chi li fa sti calcoli? La Commissione Nazionale del Ministero, che dice che i 44 parametri, ce li impone lei, rappresentano il 90% delle prestazioni, perché negli altri magari c'è il particolare intervento che si fa una volta nella vita in un ospedale. Bene, 44 parametri che rappresentano il 90%, siamo i numeri uno, non c'è niente da dire. Chi è che ha aperto gli ospedali di notte per la prima volta? Noi li abbiamo aperti. Parliamo di impresa, parliamo di lavoro, lavoratori e imprese, quindi vediamo le aziende che vanno all'estero, chi può, chi riesce, perché la tassazione è ormai quasi insopportabile, ai livelli più alti, a livello mondiale. Possiamo dire che le tasse che si pagano in Italia non si pagano da nessun'altra parte. Le eccellenze tra i nostri lavoratori, spesso tra i giovani, puntano ad andare all'estero. Come facciamo a trattenerli in Italia? Cosa può fare la Regione Veneto? Ma direi innanzitutto dove sono quei cittadini che si sono indignati quando io con molto rispetto ho detto attenzione agli 80 euro, guardate che è una fregatura. Cioè il giorno che hanno deliberato gli 80 euro, in contemporanea hanno aumentato l'IVA e hanno inventato una nuova tassa che si chiama Tasi. Nel bilancio di quel giorno lì, di quelle giornate lì, ne viene fuori che gli 80 euro valgono molto meno delle tasse nuove che ci hanno applicato. Allora il tema è: possiamo ancora sopravvivere con una tassazione media dello 68,5% contro una media europea del 46%? No, perché i nostri imprenditori sono degli autentici eroi. Perché uno che resta sul mercato col 68,5%, con 22 punti in più rispetto al collega tedesco, vuol dire che è uno che ha le palle. Quindi i veri imprenditori ce li abbiamo noi veneti e mandiamo ogni anno 21 miliardi di tasse a Roma. Non dobbiamo più mandare tasse a Roma, questo è il tema. Come? Ed è possibile? Noi annuncio che presenteremo una soluzione nelle prossime settimane, sicuramente prima di andare a votare. Però è altrettanto vero che abbiamo 2 referendum approvati non dal Circolo delle Ombre, dal Consiglio regionale del Veneto, uno per l'indipendenza e uno per l'autonomia. Fra l'altro vorrei dire che questi 2 referendum non è che si cannibalizzano, perché solo un disinformato può venirvi a dire che l'indipendenza non c'entra nulla con l'autonomia. L'indipendenza non c'entra nulla con l'autonomia. L'autonomia è Trento e Bolzano, per capirsi. Indipendenza vuol dire prendere il Veneto e si stacca dall'Italia. Però, occhio, che le 2 cose comunque stanno, e vi spiego perché. L'unico paese che ha esercitato il diritto referendario di andare a fare referendum sulla indipendenza è stata la Scozia. Tutto il resto sono chiacchiere quando vi vengono a raccontare della Catalogna. Balle, perché la Catalogna non ha mai fatto il referendum. Bene, la Scozia sapete cosa ha fatto? 300 anni di storia di richiesta indipendentista.
ha fatto l'autonomia, la devolution come la chiamano loro, e poi ha avviato il progetto per chiedere l'indipendenza, negoziando il progetto. Ma perché? Perché se tu lo chiedi da regione a statuto ordinario c'hai una forza rispetto allo Stato centrale. Se lo chiedi già da autonomo, vi spiego, è più facile che rompano le palle Trento e Bolzano o il Veneto rispetto a Roma? È più facile che rompano le palle quelli che hanno 9 decimi delle tasse a casa loro. Tanto è vero che decidono ogni volta quello che vogliono fare. Allora è per questo che dico, noi abbiamo questi 2 referendum e io ho il mandato del Consiglio di farli fare, e quindi per questo motivo ci batteremo. Il governo Renzi ce li ha impugnati tutti e 2, per cui io dico andiamo avanti, cerchiamo di portarli avanti fino in fondo, ma nel rispetto di tutti i cittadini. Su questo io la lascio ai suoi ospiti. Noi continuiamo la diretta su TV7 Triveneta e intervisteremo poi anche i sindaci che sono qui presenti, primo tra tutti il sindaco di Padova Massimo Bitonci, ma anche i sindaci della provincia. Governatore, la lascio ai suoi ospiti. Grazie a tutti. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Il nostro governatore Luca Zaia ha già dato i benvenuti, però tocca a me l'arduo e non facile compito di fare da moderatore in questa serata. Allora, innanzitutto un grazie agli organizzatori, un grazie a tutte le personalità presenti, dai consiglieri comunali, assessori della Giunta di Padova, a tutti i sindaci qui schierati e soprattutto al nostro grande ospite, il governatore Luca Zaia. Grazie. Allora io andrei avanti e darei la parola a Marco appunto Polato, che è segretario della Lega Nord della sezione di Padova, che porterà i saluti appunti della nostra sezione. Prego. Buonasera a tutti cari amici leghisti, militanti, sostenitori e buonasera a tutti voi cittadini qui riuniti. Questa serata deve essere l'inizio di un cammino che porterà alla vittoria il nostro governatore Luca Zaia. Siete molti e questo mi fa molto piacere, perché dimostra che quanto andrò a dire sta a cuore a tutti noi. Tutti noi conosciamo la concretezza di Luca e sappiamo che quando si predice una meta combatte con ogni mezzo per raggiungerla. Infatti è una persona semplice, uno di noi, che ha cominciato facendo il consigliere comunale, via via poi il presidente della provincia di Treviso, fino ad arrivare a essere il più stimato governatore d'Italia. Combattendo sul campo, stando in mezzo alla gente e sporcandosi le scarpe di fango, non andando dall'estetista. Toccando appunto con mano i problemi dei cittadini. Io mi chiedo con quale coraggio persone come una tale Alessandra Moretti, che viene da continue candidature di partito, che non ha un curriculum come quello del nostro governatore, con un programma elettorale povero, fatto solo e solamente di promesse, possa ambire ad andare a sostituire il nostro Doge. Ora, da giovane disoccupato, vorrei fare una piccola parentesi sulla questione profughi. È ora di dire basta. È l'ora di alzare i toni contro quei politici che prendono decisioni di facciata per apparire, decisioni che non comportano a loro nessun svantaggio. Gli unici svantaggiati siamo noi, giovani e imprenditori, che continuano a essere tassati. Sappiamo tutti che questa Europa
devolve 35 euro al giorno per immigrato, lasciando le briciole per affrontare i problemi del nostro Paese, come la sanità, la disoccupazione, la ricerca, il sostegno agli invalidi, eccetera. Concludo dicendo che noi come Lega Padovana e noi come cittadini di Padova ci impegniamo tutti per poter vincere e riconfermare il più grande e onesto governatore del Veneto, Forza Luca, insieme ce la faremo. Viva la Lega e viva San Marco! Allora, grazie a Marco, grazie al segretario locale di Padova, e adesso la parola passa al segretario di circoscrizione. Chi come me milita nella Lega sa benissimo che il livello superiore a quello della sezione cittadina è la circoscrizione. L'attuale segretario di circoscrizione di questa zona è anche assessore ai lavori pubblici ed è il nostro Fabrizio Boron. Prego. Buonasera a tutti, io sto in piedi perché da seduto non riesco a parlare. Vi ringrazio della vostra presenza, è bellissima. Fatevi un applauso a voi prima di tutto perché siete tantissimi. Sì, 22 anni di militanza nella Lega, 22 anni, e devo dire che ultimamente si sono aperte le finestre e sento una bella aria fresca. Forse qualcuno anche di voi l'ha sentita come me. E la presenza lo testimonia. È importantissimo. Io prima di tutto ringrazio il sindaco di Padova perché mi ha dato la possibilità di provare l'amministrazione su questa città, no? Una città difficilissima. E poi ringrazio il presidente attuale della Regione Veneto e il futuro presidente della Regione Veneto perché io confido e sono sicuro che con la partecipazione nostra vincerà e saprà sicuramente dare peso e rilevanza al Veneto che ne ha veramente bisogno. Oggi in una discussione televisiva mi sono confrontato con chi cercava di denigrare il Veneto perché adesso loro hanno iniziato questo metodo, hanno iniziato a dire che il Veneto è in declino, che il Veneto non vale più niente, che è in declino e che fa schifo. Io mi sono combattuto per dire che il Veneto non è in declino, è l'Italia che è in declino e purtroppo è l'Italia che tira il Veneto giù, non è il Veneto che è in declino. Come ha detto il Presidente, la prima sanità, la formazione che è importantissima in questa regione, l'imprenditoria. Anzi, se non fosse per il Veneto pensiamo l'Italia dove sarebbe. E credo che un Presidente forte saprà ancora di più rendere forte questo Veneto che ha bisogno di autonomia, vive di autonomia e respira di autonomia. Se non siamo in grado di dare questa possibilità al Veneto nei prossimi anni, credo che sarà molto difficile. E vi dico perché ha bisogno di autonomia. Io da amministratore ho potuto vedere delle cose veramente sbalorditive. Massimo ha aperto le finestre di un comune che era chiuso da 20 anni e che puzzava di chiuso, puzzava di marcio. Lo dico sinceramente, era qualcosa di incredibile. Lo dico da padovano perché quando si è amministrati, si guarda il comune da fuori, non si riesce a capire certi meccanismi che poi insomma sono a volte banali, ma che solo da dentro si capiscono. E pensate che già da quest'anno il Fondo di Solidarietà Nazionale che il comune dovrà dare a Roma non sarà più di 30 milioni di euro, ma sarà di 36, ovvero continua inesorabilmente il prelievo forzoso da parte di questo Stato ladro, perché è uno Stato ladro, lo continua forzosamente tutti gli anni e poi ti viene a dire che il Veneto è in declino, ti viene a dire che qui non si riescono a fare le opere pubbliche. È qualcosa veramente, è da rivoltare questo paese come un calzetto. Credo che il grido d'aiuto arrivi da molte parti, noi ci combattiamo ovviamente per la nostra città e per la nostra regione. In questo periodo amministrativo abbiamo potuto fare delle cose veramente importanti. Io, ad esempio, poco fa ero
a un incontro con, e mi sono stupito di un incontro, ho voluto fare questo tavolo verde, no? Questo tavolo di discussione con le associazioni ambientaliste, con i comitati ambientali, che sono quasi tutti di una parte politica, perché diciamo sono quasi tutti, ma lo sapete che mi hanno ringraziato perché è la prima amministrazione che li ascolta? Cioè, questa è la cosa sbalorditiva. Sono rimasto veramente basito da questa cosa e ho detto ovviamente che continueranno, seppur non essendo la nostra parte politica, hanno ringraziato me, l'amministrazione e il sindaco, perché finalmente c'è qualcuno che ascolta, a discapito di qualche giornale che veramente, ovviamente soprannominato, no, Pravdino, che dice le cose ma non sono vere, non credeteci, non credete a quel giornale, dice le cose in falsità, non sono le cose vere. È importante queste riunioni, è importante questi incontri, perché qui ascoltate realmente quello che avviene, quello che è la politica cittadina. Abbiamo previsto un programma di intervento per la città di Padova importante, vogliamo far riscoprire la nostra cultura, il nostro territorio, abbiamo fatto un progetto importantissimo sul quale il sindaco ci crede in maniera particolare, che è il Parco delle Mura, un progetto importante per la città che deve portare turismo, deve portare occupazione. Abbiamo visto l'intervento nell'edilizia scolastica, abbiamo visto l'intervento nella manutenzione delle strade. Io quando mi hanno messo sul tavolo, cioè l'entità di soldi che ci vorrebbero per manutentare le strade e i marciapiedi, che è 24 milioni di euro, sono saltato dalla sedia perché mi rendevo conto che negli anni passati non facevano nulla. Cioè, avete capito dove ci hanno portato? Hanno solo prodotto uno stipendificio, perché quello che a loro interessava è produrre posti partecipati, occupazione affiliata alla politica e all'amministrazione, al fine di governare in questo modo la città. Ma credo che i cittadini ormai si siano accorti, hanno dato un respiro alla città, hanno dato un sindaco alla città e daranno domani, perché sono sicuro di questo, Luca, ne sono convintissimo, daranno domani il presidente più forte che potrà avere una regione, che sarà Luca Zaia, sostenuto da una maggioranza granitica che ti darà qualsiasi possibilità di intervenire in maniera chirurgica sulla regione e soprattutto in maniera forte, perché è questo che io mi auguro, in maniera forte contro il potere centrale, affinché il Veneto sia finalmente libero di governarsi. Grazie a tutti. Grazie a Fabrizio. Allora continuiamo, come vedete siamo velocissimi e adesso la parola va a una persona che un anno fa circa, più o meno, aveva cominciato quella che sembrava essere un'impresa impossibile, un'impresa che nessuno aveva avuto l'ardire di tentare, chi l'aveva avuto l'aveva persa. Invece un anno fa si è partiti con un progetto e dopo tante fatiche e tanto sudare si è arrivati là dove nessuno pensava si arrivasse. L'ha già introdotto attuale assessore Fabrizio Boron. Signore e signori, il sindaco di Padova, Massimo Bitonci. Grazie. Grazie. No, ma è per Luca, non è per me. Sapete che sono timido, no? Per cui... No, mi fa particolarmente piacere che Luca Zaia cominci questa sua campagna elettorale proprio qui a Padova e la comincia proprio in questa sala che tutti voi ricordate, che è stata la sala dove abbiamo cominciato la campagna elettorale lo scorso anno e che ha portato a questo meraviglioso risultato che abbiamo mandato a casa i comunisti. Lo dico perché siccome ogni volta perché siccome è una parola che non si può dire qua a Padova, io lo ripeto sempre così si infastidiscono ancora di più. Intanto sarò breve, ve lo dico subito, il primo perché vogliamo tutti sentire ovviamente Luca Zaia, questa è la sua serata, il suo inizio di campagna elettorale qua a Padova.
Voglio però ringraziare veramente tutti voi che questa sera siete numerosissimi. Abbiamo solamente postato un banner su Facebook e siete presenti, quindi ringrazio tutti voi perché, lo dirà anche Luca prima, dopo, senza di voi la campagna elettorale a Padova, in provincia, in Veneto non si fa. Ed è stato importante aver fatto settimana scorsa quella gazebata in tutti i comuni del Veneto, dove si è visto cosa vuol dire il nostro movimento, si è visti chi sono i veri militanti, quelli che hanno passato il sabato e domenica ai gazebo, ed erano presenti solo i nostri gazebo, non ce n'erano altri in giro. Vedevamo gli altri, chiamiamoli leader per ora, politici, nelle comparsate in TV, nelle sale chiuse, ma la Lega sta in mezzo alla gente, la Lega sta in mezzo alla propria gente. E la campagna elettorale a Padova e in provincia, ve lo diciamo chiaramente, verrà fatta nei mercati come l'abbiamo fatta l'anno scorso a Padova, dove eravamo tutti i giorni nei mercati, partendo dal mercato ortofrutticolo, dove invito Luca, alle 6 della mattina e chiudendo la sera nei comizi davanti ai bar. Così faremo la campagna elettorale quest'anno per la Regione Veneto, per Luca Zaia. Perché Luca Zaia è il miglior governatore che c'è in Italia, in Italia. Io non voglio assolutamente entrare in polemiche e dire quello che è successo all'interno del nostro movimento, però una cosa semplice la devo dire. La devo dire a chi tutti i giorni, come voi, il militante anonimo che non ha un posto nel consiglio di amministrazione, che non ha un posto nella società, che non ha avuto nessun incarico, che va tutte le domeniche lo stesso ai gazebo a dar fuori i volantini. Di quelli che sono andati fuori non ce ne frega niente, va bene? Se sono la porta è aperta e andate avanti a gambe ben distese, perché tanto noi ce la facciamo lo stesso. Io e Luca, e come tanti sindaci che sono presenti questa sera, che poi parleranno dopo, siamo direi poco politici ma molto amministratori. È una cosa che Luca ricorda sempre. Lui ha fatto il presidente della provincia, poi il vicepresidente in regione, il ministro, il miglior ministro dell'agricoltura che ha avuto la storia della Repubblica. Questa è la realtà. E mi rimane sempre quell'immagine forte, una sera che ho aperto un TG, che rimane forte negli occhi, penso, di tutti voi, di vedere un ministro che fa un comizio da un covone, sopra un covone davanti agli agricoltori, cioè un ministro che stava in mezzo alla gente, e così ha sempre fatto il governatore del Veneto, stando in mezzo agli allevatori, agli operai, agli industriali, alle persone come noi. Questo è importantissimo, è una dimostrazione di forza e di vicinanza che lui ha dato. Concludo con un pensiero molto importante. Io penso che noi dobbiamo dare a Luca e alla sua squadra il sostegno, tutto il sostegno, e impegnarci in maniera molto dura nelle prossime 4, 6, 8 settimane che ci separano dal voto amministrativo. Facciamolo, come dice lui, a pancia a terra.
e poi sono sicuro di una cosa, che Luca nei prossimi 5 anni avrà una squadra di consiglieri regionali che finalmente voteranno quei provvedimenti che il Veneto aspetta da sempre, compresa l'autonomia che ci meritiamo. Non dobbiamo chiedere niente a nessuno perché l'autonomia è nostra e ce la prenderemo noi, perché non è possibile che un comune come Padova paghi 1.600.000 euro di tasse e torni indietro lo 0,28 al comune di Padova. È una vergogna! È una vergogna! E capite che se anche lo scorso anno e quest'anno abbiamo tagliato l'addizionale comunale IRPEF dello 0,1, abbiamo tagliato la Tari, abbiamo tagliato la Tasi, abbiamo tagliato l'IMU, che l'abbiamo portata sotto il 10 per 1000. Sono 11 milioni, non è niente, è una goccia nel mare rispetto agli sprechi che ci sono a Roma, rispetto agli sprechi dei ministeri. Quindi noi la nostra autonomia dobbiamo prendercela perché è nostra, è nostra. E i consiglieri regionali dovranno supportare Luca perché non sarà facile, non è facile questa strada, perché Roma non vuole darci l'autonomia, ma noi ce la prenderemo. Quindi Luca sarà il nostro doge e avrà una grande squadra che noi gli daremo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Sindaco, lo ha ricordato prima il Sindaco, prima ancora Boron, assessore, e un ringraziamento particolare appunto a tutti i militanti che sono venuti fin qui questa sera. Abbiamo militanti anche di altre sezioni, da Cittadella, da Piove di Sacco, Terrassa, Arzergrande, Saonara e tante altre sezioni, quindi un grazie a tutti quelli che sono venuti. Ecco, giustamente ci ricordano tutte le sezioni. Però un grande grazie va anche a tutti quei militanti che non ci sono più, come Giovanni Baldan, Giulio Mazzetto e Gianluca Mingardo, che sono stati militanti storici della sezione di Padova, che tanto hanno dato per Padova perché Massimo e la sua squadra fossero quest'oggi qui. Quindi un grazie particolare a chi ha lottato e combattuto per la Lega negli anni in cui non era facile farlo. Adesso passo la parola a una persona che è nota per le sue posizioni molto moderate e che, come ben sapete, è sempre sulla cresta dell'onda ed è molto noto anche per la sua grande coerenza nella Lega Nord. Roberto Marcato. Grazie davvero, siete uno spettacolo, siete davvero tantissimi. Intanto vorrei dire, insomma, Luca non va dall'estetista perché non ne ha bisogno, insomma, l'uso bello del suo, non ha bisogno di fare chissà che cosa. Lo so che i maestri di comunicazione dicono di non parlare mai dell'avversario e di evitare di parlarne male. Io però, come ha detto anche Andrea, sono molto coerente con me stesso e permettetemi di dire alcune cosine. Allora, non si può affrontare il futuro se non si ricorda la storia. Se noi siamo qui questa sera e c'è un sindaco che si chiama Massimo Bitonci e non c'è un sindaco di sinistra che avrebbe fatto campagna elettorale per la Moretti, è perché noi ci siamo messi contro Flavio Tosi che non voleva Massimo Bitonci sindaco di Pasova. Questo lo dovete sapere e lo devono sapere tutti. Abbiamo dovuto fare una guerra per candidare Massimo Bitonci perché qualcuno preferiva fare alleanze di altra natura e riconsegnare la città alla sinistra, che invece noi abbiamo espugnato e abbiamo ridato ai padovani. Quindi è giusto perché per dovere di cronaca. Dopodiché anch'io mi permetto di salutare con il sorriso chi se n'è andato, perché vorrei ricordare che chi se n'è andato perché non aveva la certezza di avere una carega in regione. Allora,
giusto per ricordarlo, io da segretario provinciale sono stato commissariato 2 volte, sfiduciato da vicepresidente della provincia 3 volte. Non so quanti tentativi di provvedimento di espulsione abbiano fatto, sempre gli amici del Veronese, per farmi fuori. Ho perso la mia carica di segretario provinciale, ho perso la vicepresidenza che con onore portavo in nome e per conto della Lega, ma non mai mi sono sognato di abbandonare il partito, perché gli ideali sono superiori alle careghe e ai ruoli. E adesso io voglio dirvi perché, con grande entusiasmo, al di là del fatto che mi lega un'amicizia profonda da anni con Luca, perché io scelgo Luca Zaia. Innanzitutto perché la sua candidatura, a differenza di altre, non nasce nelle taverne segrete di qualche dirigente lombardo, ma nasce dall'entusiasmo e dall'amore dei veneti. Primo. Secondo, io scelgo Luca Zaia perché se c'è una casa libera in Veneto, io sono certo che Luca Zaia, prima di darla a un finto profugo, la dà a una famiglia sfrattata perché ha perso il lavoro e perché uno Stato lazzarone gli ha rubato la casa. Io sono certo di questo ed è per questo che io scelgo Luca Zaia. Io scelgo Luca Zaia perché lui non si è mai preoccupato di fare gli accordi con i potenti di turno, perché il suo interlocutore è il piccolo imprenditore, è l'artigiano, è il disoccupato, è il veneto. Per questo io scelgo Luca Zaia. Scelgo Luca Zaia perché nel cuore ha stampato la bandiera del Leone di San Marco, che per noi è sinonimo di libertà, di civiltà, di accoglienza e di terra libera. Per questo motivo io scelgo Luca Zaia. E scelgo Luca Zaia perché in un paese ormai alla deriva, dove non fa più nemmeno testo il sindaco che viene arrestato, non smuove più le coscienze, siamo tutti assuefatti ormai alla porcheria quotidiana che leggiamo e vediamo in TV. In uno Stato come questo, dove la corruzione ruba risorse importanti ai servizi sociali, ai disoccupati, di fronte a un paese come questo noi abbiamo bisogno di persone con la schiena dritta, di persone per bene. E Luca Zaia è una persona esattamente così. E scelgo Luca Zaia perché per me l'onestà, la coerenza sono valori imprescindibili e io amo talmente tanto questa terra che mi fa soffrire, mi fa dannare, però è la mia passione ed è una terra in pericolo. Avremo altri 5 anni durissimi perché la crisi non è finita. Serve al comando una persona che abbia le idee chiare. Abbiamo visto ci sono anche problemi di infiltrazioni mafiose in Veneto. Io ho bisogno di un baluardo di fronte a questo. Non tolleriamo che qualcuno venga a rubare, a depredare, a defraudare una terra che ha dato tantissimo e continua a dare a tutta l'Italia. Per questo io voto Luca Zaia. Per questo vi chiedo però di non dare per scontato nulla, perché è vero che i dati ci confortano. Io sono convinto che vincerà Luca con la sua squadra, ma non diamolo per scontato, perché gli altri sono molto arrabbiati. E allora davvero ve lo chiedo, dateci una mano tutti, avremo 2 mesi davanti straordinari, facciamo la stessa campagna elettorale che abbiamo fatto per Massimo Bitonci sindaco, ogni giorno casa per casa, con il sorriso, con l'entusiasmo, nelle piazze, nelle vie. Noi abbiamo ridato Padova ai padovani, ridiamo il Veneto ai veneti. Buon San Marco a tutti. Grazie Roberto, ve l'avevo detto, se Bitonci è tanto, diciamo così, deciso, Marcato è altrettanto chiaro. La persona che seguirà, la persona che chiuderà la nostra serata, e ancora un grazie anche ai sindaci, anche al sindaco di Corazzola Mauro Fecchio che ci ha appena raggiunto, e la parola all'attuale e sicuramente futuro governatore della Regione Veneto, Luca Zaia.
Grazie. Grazie. Io ho iniziato a governare nel 2010 questa regione e devo dire che non è stata un'impresa facile. Non è stata un'impresa facile da un punto di vista finanziario, perché poi il nostro bilancio negli anni è stato devastato. Vorrei ricordarvi che ho ereditato un'amministrazione che aveva un bilancio di 570 milioni e oggi lascio un'amministrazione con un bilancio di spesa libera di 70 milioni. Il che vuol dire che qualcuno in questi anni, nonostante il Veneto abbia deciso di non mettere tasse, vi ricordo che abbiamo la fortuna di vivere in una regione dove non si pagano tasse regionali a causa del loro governatore che ha voluto non mettere le tasse, però comunque la battaglia è una battaglia difficile. È stata difficile però anche perché quando ho esordito e ho cominciato a dare le direttive che un buon leghista come fa Massimo Bitonci dovrebbe dare ai suoi uomini, alle sue donne e al sistema, molti non mi hanno capito. Quando io dicevo alle cene non si va, se ricevi qualcuno lo ricevi non al casello d'autostrada o in giro per i ristoranti o negli autogrill, ma lo ricevi in ufficio. Quando dicevo che dal governatore si va per parlare di problemi, non per presentarsi per una gara, non serve, le gare si vincono in base alla legge, non in base alle pacche sulle spalle. Sapete, questo è un percorso di legalità che oggi il Veneto è pronto ad affrontare, ma è pronto perché ad affrontare? Perché c'è stato il Mose. Ma prima del Mose eravamo in pochi a crederci a questa partita, perché il 4 giugno 2014, una data che io non dimenticherò mai nella mia vita, 35 persone sono state oggetto di provvedimenti cautelari o di visita a casa dei finanzieri o altra roba del genere. Io dico che in quella giornata, proprio coloro che dovevano difendere la legalità, l'unica cosa che hanno saputo dire è: Zaia si deve dimettere. Cioè io mi sono chiesto, ma sarà possibile? Rappresenti un partito che ha 400 indagati e 35 arrestati, che comunque viene coinvolto nel cuore di queste inchieste in Veneto e coinvolge delle persone autorevoli, inutili che stiamo qui a ricordarlo, perché ho il massimo rispetto per tutti quelli che sono stati indagati, perché è giusto che arrivino alla fase finale della sentenza, perché così funziona. I processi non si fanno sulla pubblica via, si fanno nei tribunali. Noi siamo chiamati a fare in modo che nessuno venga a fare i processi a noi o ai nostri dipendenti o ai nostri cittadini. Beh, io dico e mi accredito senza nessun problema che questo lavoro di legalità ci ho creduto fin dal primo giorno. Molti dicevano sui giornali: Zaia sta isolando la regione, perché se tu non parli con quelli che contano non conti nulla. Bene, io sono così, non ho mai vinto con i poteri forti, non sono mai andato a suonare i campanelli che tutti vanno a suonare, perché penso che la mia forza sia il popolo, punto e basta. Ma vi dirò che non c'è niente di più bello che governare da persone libere. Chiaro? Perché tu quando governi da persona libera non hai condizionamenti, decidi il bene dei cittadini e non hai qualcuno che ti dice: ma ti ho dato 10.000 euro in campagna, cioè, aspetta un attimo. Prova ne sia, lo dico cari signori, i militanti lo sanno già, che ho fatto una scelta come nel 2010, allora non fu proprio capita, oggi è molto più capita, di non avere nessun finanziamento da privati. Bravo. Le campagne costano. Mandare a casa una lettera a un cittadino in Veneto costa 230.000 euro, tanto per darvi una dimensione. Però io voglio dire che questo sforzo lo facciamo. La Lega ci ha anticipato
delle risorse, non è vero quello che leggete sui giornali. Innanzitutto ricordiamo che alla fine di ogni campagna elettorale c'è l'obbligo per tutte le squadre di presentare una dichiarazione su quanto si è speso, sulle fatture e su chi ti ha dato i soldi. Quindi non ci scappi. 2, la verità è un'altra, che come ho fatto nel 2010, noi amministratori ci pagheremo la campagna autofinanziandoci, ma non andando a chiedere i soldi a qualcuno, tirandoli fuori di tasca nostra. Tant'è vero vorrei ricordarvi, lo dico qui a chi parla a vanvera, che il nostro partito incassa 3.600.000 euro all'anno di finanziamenti dei suoi amministratori che credono nella Lega e mettono i nostri amministratori, i consiglieri comunali, i sindaci, i presidenti di provincia, consiglieri regionali, i presidenti di regione, mettiamo la nostra quota, e che i militanti, sottoscrivendo la tessera, ci fanno avere un bilancio di quasi 1 milione di euro. Questi sono i trucchi che abbiamo noi per finanziare la campagna elettorale. Quindi non abbiamo bisogno di andare a toglierci il cappello davanti a nessuno, che sia chiaro questo. E vi do anche un ultimo dato, siccome è notizia di questi giorni. La Lega quest'anno, ve lo dico io, di finanziamenti da parte dei privati, la Lega Nord, ha avuto poco meno di 50.000 euro e sono tutte micro donazioni di cittadini normali. Questo è quello che è accaduto. Allora guardate, noi abbiamo ben chiaro cosa dobbiamo fare. Allora domani sera io sarò porta a porta e abbiamo dato questo titolo Tutti contro Zaia. Beh, del resto è sempre così, quando sai che uno vince, quando sai che il capocannoniere va a segnare, 3 difensori addosso, 3 uomini addosso, spaccagli pure le gambe, l'importante è che non tiri il pallone. Ma io sono abituato a queste robe, io sono un guerriero ma anche ormai un veterano di queste battaglie. E penso fino in fondo, e lo dico ai tanti sostenitori che sono qui questa sera e vogliono mettersi a disposizione per la campagna, e vi ringrazio veramente di cuore, che questa campagna dovrà essere gandhiana, del sorriso, e come notate io non ho mai fatto una dichiarazione contro i nostri avversari, perché penso da imprenditore che se tu hai il tuo lavoro, hai il tuo business, hai il tuo prodotto da vendere, non vai in giro a sputtanare quello degli altri, parli del tuo, no? Se sei convinto che è più buono degli altri. Io non ho mai trovato un venditore che nel vendere il suo prodotto parla male di quello del concorrente, perché nessuno lo comprerebbe. Io quando compro voglio sapere cosa tu mi vendi. E noi cosa vendiamo? Innanzitutto il coraggio di una buona amministrazione che ha avuto il coraggio di... Hanno detto che abbiamo fatto troppi manifesti, noi facciamo quel cazzo che vogliamo con i nostri soldi. Chiaro? Poi... non è colpa nostra se tu fai degli manifesti anonimi che nessuno se ne accorge. Noi ne facciamo pochi, ma li facciamo bene. Allora abbiamo avuto il coraggio di mettere sui muri delle nostre città quel scelgo Zaia, ma con sottoscritto in ogni manifesto una frase diversa che parla di un risultato amministrativo. Perché dopo 5 anni di Veneto, fatti come li ho fatti io, fatti come li hanno fatti i nostri consiglieri, e ringrazio la mia squadra, è bene ricordare che noi abbiamo ereditato una regione che ha esordito... Scusate, un po' d'acqua, grazie. Sì, naturale. Grazie. Ha esordito dopo 2 mesi con un'alluvione. 235 comuni alluvionati, 10.040 famiglie e imprese sott'acqua e lo stadio pieno di premi Nobel che sapevano come gestire l'alluvione. Però a fine mi sono già da solo, questa è la verità.
Oggi, con tutti i problemi di interloquire con 10.040 persone, che non è poco, l'alluvione del Veneto è un'alluvione simbolo per la sua gestione, simbolo per il coraggio che io ho avuto di fare alcune scelte, di fare subito accordi con la Corte dei Conti, con la Guardia di Finanza, di fare in modo che non ci fosse più il vecchio sistema che il Presidente della Regione andava da ognuno di 10.040 e faceva il capo del vapore. Ma ho detto, i sindaci sono i nostri guerrieri del territorio, ogni sindaco ha il suo budget, paghi i propri cittadini. Così abbiamo fatto. Al 9° mese io ho fatto i decreti per tutti i comuni e tutti sono stati pagati col 75%, il massimo di legge. L'alluvione, la crisi, oggi abbiamo una regione che ha 170.000 disoccupati, il 6,7% di disoccupazione, lo dicevo anche prima, contro il 13,4% nazionale, contro il 7,2% dell'Emilia Romagna. Siamo la miglior regione per disoccupazione dopo Trentino Alto Adige, che non sto neanche a spiegarvi perché. Bene, io penso che questo sia un grande risultato amministrativo, perché se tu non avessi scelto di togliere i contributi a pioggia e di dare 1,5 miliardi a 14.000 imprese con Veneto Sviluppo, mettendo a posto la finanziaria regionale, vi ricordate 4-5 anni fa, Veneto Sviluppo era tutti i giorni sui giornali con le polemiche, è sparita dai giornali, perché quando ci metti gente in gamba che non va lì perché ha la tessera di partito, si sistema subito la società. Abbiamo messo dei professionisti di indiscussa moralità, e sottolineo, e soprattutto professionalità, i risultati si sono visti. Abbiamo investito sui giovani, sull'imprenditoria femminile, anche l'ultimo bando sull'imprenditoria femminile, 13 milioni di euro, 346 progetti. Abbiamo investito su molti fronti e oggi il risultato qual è? È che abbiamo tamponato il problema della crisi, perché a casa mia funziona che se tu hai 600.000 imprese, è il numero del Veneto, e c'è una grande crisi, in teoria dovresti avere più disoccupati di quelli che già comunque facevano la fame. La verità è che noi ne abbiamo meno degli altri. Cresciamo di PIL, abbiamo 170 miliardi di PIL, che è una roba paurosa, abbiamo solo un problema, che Roma ne frega i schei. Allora, ed è il problema che ci siamo trascinati in questi 5 anni. Abbiamo un residuo fiscale che è di 21 miliardi di euro, ciò vuol dire che noi ogni anno lasciamo 21 miliardi di tasse a Roma. Questo per dirvi che la mia grande preoccupazione per il futuro, lo diceva anche prima il sindaco Bitonci, è quella di poter avere la possibilità di portare avanti provvedimenti anche aggressivi, coraggiosi, ma sempre nella legalità. Non state mai a credere chi vi propone percorsi che non sono legali, perché vuol dire essere presi in giro. La legalità è la strada che ci permette sempre di avere ragione. L'illegalità Allora, da questi percorsi, dai manifesti che vi dicevo prima, da noi la volontà di parlare di risultati amministrativi da un lato e dall'altro ovviamente di progettualità. Per noi autonomia e federalismo e tutte le partite che vi ho detto prima dell'indipendenza sono partiti irrinunciabili. Ovvio che sia stata anche un'amministrazione che ha voluto portare il proprio pensiero leghista, ma l'abbiamo portato fino in fondo. Questa è un'amministrazione che ha detto a tutti che se c'è un posto di lavoro libero prima lo dai a un Veneto, poi a quelli del resto del mondo. Ma lo abbiamo detto con i fatti. Lo abbiamo detto ad esempio andando ai tavoli nazionali dicendo no all'invio di profughi. Lo abbiamo detto con convinzione, perché siamo convinti in una regione come il Veneto, che ha già 514.000 immigrati su 5 milioni di abitanti, che è una regione che ha saputo integrarli bene, che è una regione simbolo a livello nazionale per il suo modello di integrazione, ha diritto a dire la sua. E allora se io ho 514.000 immigrati e so che 42.000 di questi sono disoccupati, dico tenetevi i vostri, noi non possiamo accettare altri immigrati. E a me sembra che quello che
È il nostro pensiero, lo abbiamo portato avanti fino in fondo, ci siamo rifiutati di gestire i flussi migratori e penso che i risultati si siano visti. Poi sapete, questi sono senza vergogna, non gli immigrati, quelli che li gestisse. Vi siete accorti che da un mese non si parla più di invio di profughi in Veneto? Perché hanno la campagna elettorale? Ovvio no. Adesso in Veneto non si farà più niente per... non si farà più, scusate la voce, ma non si farà più niente in Veneto di negativo per i veneti. Quindi i profughi spariti? Non esistono più i profughi, ma scherziamo? Esistono però dichiarazioni che a me fanno rabbrividire, che dicono se ci saremmo noi, già usano il condizionale perché sapete come va a finire, se ci saremmo noi ci saranno più soldi per tutti, meno tasse per tutti, ma al di là del progetto, che può essere anche ambizioso, mi chiedo, in un paese democratico, e ve lo dice il presidente di tutti i veneti, non dei veneti leghisti, di tutti i veneti, a iniziare da quelli di sinistra, in un paese democratico, non funziona che se non vinci te fai morire i tuoi cittadini. È vergognoso. È vergognoso quello che si legge. Se vinciamo noi arriveranno nuovi poliziotti. Ma cos'è sta roba? Noi stiamo con un bollettino di guerra quotidiano, io lo redigo tutte le mattine, mando tutti i giornali. A Treviso, nella mia città, una signora di 85 anni, a mezzogiorno, esce dal supermercato, va a casa, viene pestata, addirittura non riescono a toglierle gli anelli, le spaccano anche le dita. E tu mi dici che se non vince Zaia ti mando i poliziotti, ma te mando i poliziotti a casa. Cosa c'entra? Cosa c'entra? Cosa c'entra la sicurezza dei cittadini e la vita di gente che si è spaccata la schiena a pagare tasse e a mantenere la comunità con il fatto che si facciano le elezioni? Io penso che già da questo dovremmo partire. Cioè bisogna essere il governatore di tutti e lo si deve essere soprattutto, e lo dico ai tanti militanti, in campagna elettorale, perché noi dobbiamo andare in giro, come dicevo prima, col sorriso, gandhiana sta rivoluzione, e soprattutto parlare delle nostre progettualità. Detto questo, vi dico che per noi è stato entusiasmante governare questi 5 anni. Vi dicevo della sanità, lo dicevo prima all'intervista, peraltro faccio un intervento un po' a salti perché cerco di non dire robe che ho detto prima nell'intervista, e dico che noi abbiamo gestito una sanità che abbiamo ereditato, insomma, che un po' di problemi ce li aveva. Oggi consegniamo una sanità che è la prima in Italia, batte in tutte le classifiche chiunque, abbiamo aperto gli ospedali di notte il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica, abbiamo messo i ragazzi, i neolaureati e le associazioni di volontariato nelle sale di pronto soccorso, abbiamo fatto una delibera per imporre il tempo massimo di 4 ore di attesa per i codici bianchi, abbiamo i professionisti della sanità che sono i numeri 1. Fate un applauso agli infermieri e ai medici, ma fateglielo con convinzione, perché noi quando andiamo in ospedale abbiamo sempre una visione che è quella del commissario tecnico della nazionale, sappiamo tutto. Tu vai a chirurgia, quasi quasi ti viene a dire che il chirurgo spostate che fa me. Però la verità è che loro rischiano del proprio, lavorano con le vite delle persone e non hanno una macchina davanti, hanno un essere vivente. E io so gli sforzi che fanno, so l'impegno che ci mettono, e proprio per questo questa sanità si è modificata e trasformata, perché abbiamo avuto il coraggio di investire 70 milioni di euro nell'acquisto di attrezzature, perché a professionisti validi non è che tu gli puoi dare il martello e lo scalpello, ma gli dai i robot di chirurgia, gli dai tutte le attrezzature all'avanguardia, gli dai i TAC da altissima risoluzione, fai in modo che i cittadini siano curati bene. Guardate, quando io vedo i dati del tumore al seno,
e vedo che l'85% dei tumori al seno viene risolto con esito positivo al quinto anno, vuol dire che i cittadini almeno per qualcosa le tasse le pagano, no? Per essere curati bene. E penso che questo sia il primo valore, perché se noi ai cittadini diamo salute e lavoro, dopo la felicità se la trovano loro in giro, no? A me sembra. E quindi una sanità che a me spiace che venga denigrata, ma mi spiace veramente di cuore, ma nel rispetto delle 94.000 persone che lavorano nella sanità del Veneto. E quindi dico, ma perché denigrare questa sanità? Ma a tutti i costi, perché c'è una campagna elettorale, devi andare a dire alla gente che la sanità non funziona, e poi siccome non trovi nessuno che lo dice davanti a una macchina da presa, quindi a una televisione, vai dentro nei bar a domandare a lei cosa pensa della sanità. Ma dai, ma andiamo a governare questa gente qua? Dai, per favore. Allora io dico, ve l'ho detto prima, se non ti piace la sanità del Veneto, hai il diritto della rinuncia e vai fuori dalle palle a visitarti da un'altra parte, a curarti da un'altra parte. Ma lo dico, guardate, lo dico a chi denigra, ma lo dico anche ai cittadini che spesso mi scrivono e si lamentano perché il purè non è buono. Guardate che noi stiamo sfiorando i platani a 200 all'ora, io me ne intendo, lo sapete, di velocità, e non possiamo fermarci davanti a queste cose. Il nostro obiettivo è lì, va molto in là, è tutta un'altra roba, è quello di far star poco la gente in ospedale, vedrete il nostro programma, farli stare ancora di meno. L'ospedalizzazione media del Veneto oggi è 7 giorni, dovrà diminuire, perché meno sta il paziente in ospedale, meno costa e più tranquillo e sereno è perché sta a casa. Voi dite, ma cosa sta dicendo questo? Ve lo dico io cosa sto dicendo, che se andate a curarvi in Lazio, l'ospedalizzazione media è di un mese, 30 giorni. Cioè vuol dire la stessa patologia che noi curiamo in 7 giorni, lì la curano in 30 giorni. Allora voi capite che quella è la sfida, che è quella del coraggio di fare queste cose, che è quella di mettere ad esempio a disposizione dei cittadini le medicine di gruppo. Ne abbiamo già aperte 100, ma non è una novità, apriremo le medicine di gruppo, ma le abbiamo fatte noi altri, ma addirittura le abbiamo fatte, no scusate, ma focalizzate questo dato. La medicina di gruppo che cos'è? Mettere assieme dei medici, che noi ringraziamo, pagarli perché sulle 12 ore siano sempre reperibili in maniera tale che se ho non in carnia e mi fa male vado dal medico che avrà un'infermiera, sarà in grado di fare medicazioni e non vai a pronto soccorso. Ma perché si fanno in Veneto? Perché il Veneto è l'unica regione in Italia che grazie a noi ha fatto il piano sociosanitario e ha inserito le medicine di gruppo, scusa. Ha inserito le medicine... ha inserito le medicine... Ne abbiamo già 100, non serve che tu ci dica come si farà e quante ne dovrei fare, perché le abbiamo già fatte. Cioè, quindi, Job Act, Veneto, 6.000 euro a persona. Io ho detto, cazzo, ma noi glieli diamo già, l'abbiamo già fatta sta roba. Poi vado a vedere, cioè, è vero, perché sui 21.000 ragazzi, ma anche sugli occupati, c'è tutto un progetto sul quale diamo fino a 6.000 euro alle aziende come bonus per l'assunzione. Allora, sono tutta una serie di iniziative che vanno appunto ad essere veramente competitivi. Quando parliamo di occupazione, ma qual è il nostro obiettivo? Noi abbiamo tutta una serie di misure che presenteremo, io spero verso metà aprile, nel presentare il programma, che hanno un solo obiettivo: 170.000 disoccupati 2015, tornare al livello ante 2008, prima della crisi, per il 2020. Questo è l'obiettivo, cioè ridurre e tornare indietro di tutti questi anni che abbiamo perso. Perché non è una utopia pensare di uscire da questa crisi e uscirci bene. Non è che dalla crisi si esce perché tutti ci abituiamo a non mangiare più 3 volte al giorno. Dalla crisi noi ci vogliamo uscire e mangiare quanto mangiavamo prima. Dalla crisi ci vogliamo uscire e pensare che il 23% dei ragazzi disoccupati non deve essere la normalità per il Veneto, perché è scandaloso che i ragazzi non trovino lavoro. Ed è altrettanto scandaloso che si legga che i nostri ragazzi siano costretti ad andare all'estero
perché qualcuno fa delle cose che in Italia non si fanno. La notizia che troverete domani sui giornali è che l'Austria, giustamente, dice agli imprenditori veneti, lo ha scritto, venite da noi perché noi vi detassiamo se fate ricerca e innovazione. Quindi non ti porta via quello che stampa le magliette, non ti porta via quello che fa produzioni anonime senza valore aggiunto, ma ti porta via quello che fa ricerca e sviluppo e te lo porta lì. Poi è inevitabile che quando hai fatto ricerca e sviluppo ti impari un fiato austriaco, te trovi amorosa o qualcos'altro, il resto non tornano più a casa. Allora voi capite che la vera sfida è quella di creare le condizioni. Allora quale sarebbe la proposta nostra? Di dire ad esempio a Roma che si tolga dalle palle, ci arrangiamo noi con i soldi delle nostre tasse a fare delle contribuzioni perché non so se lo sapete, ma per legge le regioni non possono, altra roba che quindi in campagna elettorale dice tante monae, vi dico io qual è, la legge non dà modo alle regioni di fare sgravi fiscali e sgravi contributivi. Quindi andare a giro in giro, MIVES basso e tasse sull'assunzione, non lo potete fare. Puoi dire do un bonus all'assunzione e basta, ma tu non puoi stabilizzare l'abbassamento dei contributi di un dipendente di un'azienda piuttosto che togliere tasse a quell'azienda, perché non lo puoi fare per legge. Quindi quando trovate qualcuno in giro che vi dice noi abbasseremo i contributi, vi dice una puttanata, ma siccome va di moda così, ne prendiamo atto. Guardate, vado verso la chiusura. Io sono convinto che noi abbiamo le carte in regola e abbiamo anche il calore dei cittadini. Evito di citare i sondaggi. Però ho anche una grande preoccupazione. La preoccupazione è quella che sti vergognosi qua hanno tentato un sacco di assalti per fissare la data delle elezioni. Alla fine, insomma, quella degli alpini siamo riusciti a forza del paroasse e anche della grande azione degli alpini a fargliela cambiare. Però ci hanno fregato. Hanno scelto il 31 che è un ponte, c'è uno con un giorno di ferie e fa 6 giorni di vacanze, cioè questo è il ponte del 31. Allora noi perdiamo solo in una condizione, che la gente non vada a votare. Chiaro, no? Toglietevi dalla testa, se i nostri cittadini vanno a votare, noi abbiamo vinto a tavolino. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché noterete che l'invito al voto lo facciamo solo noi. Non avete notato che nessuno fa l'invito al voto? Noi diciamo in ogni incontro andate a votare. Gli altri hanno solo che il vantaggio che non si vada a votare, perché mettono a repentaglio il nostro elettorato, perché comunque sanno come funziona. E io dico, cercate di fare in modo di dire la vera campagna elettorale è quella di far andare i cittadini a votare, anche perché dobbiamo dare un bel segnale, insomma, dopo 5 anni posso permettermi di dire che è bene anche vedere gente che va a votare. Vabbè, la tranquillità di vincere, però è altrettanto vero che noi vogliamo che la gente vada a votare, che i veneti e le venete vadano a votare. Ringrazio tutti per l'organizzazione della serata. Io farò un altro incontro dopo, ci vado un po' con la morte nel cuore, come diceva Di Pietro, perché andrò da 50 persone, però volenterosi, non troverò 1.000.000 di persone come qua. Domani i giornalisti diciamo chi scrive sotto 1.000.000 fulminato. Ma è anche la volontà di ringraziare veramente di cuore per quello. Non preoccupatevi di avere delle strutture, di avere il gazebo, ok, quello serve, è fondamentale, però anche il singolo col vicino a casa fa già un grande lavoro, perché a volte io trovo cittadini che mi dicono ma io non sono iscritto, no, cioè portare il verbo di un'idea, perché noi non so se vi siete resi conto, in questa campagna siamo gli unici che hanno un'idea, no? Perché l'idea è quella che ti fa vincere, l'idea è quella che aggrega. Ma lo dico perché se io fossi di sinistra farei una campagna di sinistra. Ad esempio tirerei fuori le palle e metterei il simbolo del partito sui manifesti, no? Non lascerei... Allora,
Se tu non metti il simbolo del partito è per due cose: o ti vergogni o pensi che i Veneti siano dei deficienti. Cioè, non che sei alternative, eh? O ti vergogni o pensi che i Veneti siano dei deficienti. Noi lo portiamo orgogliosamente, lo portiamo ormai da un sacco di anni, abbiamo visto le montagne russe, direi che siamo sempre abituati a guardare avanti, non giriamoci indietro, guardiamo avanti. Bisogna essere, parlo con i militanti, siamo inclusivi, se c'è qualcuno che ha un dubbio cercate di chiarirglielo, non dargli una scarpata nel culo, non funziona così, perché tutti possono avere dei dubbi nella vita, però è fondamentale che la squadra c'è, io la vedo, è bella, è una squadra, giro tutte le province per cui vedo, ma soprattutto mi fa ben pensare, penso un sacco di ragazzi, i giovani che abbiamo. Pensare che l'altra sera sono stato a Verona, ho trovato una sala gremita come questa, ho trovato una marea di ragazzi e ragazze, tutti pronti con la maglietta a far campagna elettorale. Ma io penso che se non investiamo sui ragazzi, su chi dovremmo investire? O no? Ed è esattamente l'idea di classe dirigente che ho io in mente. Io non ci starò all'infinito nella regione e penso che sia doveroso in questa fase far entrare un sacco di gente giovane, di fare in modo, guardate che la proposta del blocco dei mandati del Presidente della Regione l'ho fatta io. Ed è fondamentale che ci sia sempre linfa vitale, sta foresta che cresce, che vegeta, che è data dai ragazzi, perché portano idee, portano novità, portano voglia di fare, tolgono le mummie dagli scrani dei parlamenti, dappertutto. Io rappresento l'esempio di un ragazzo di 27 anni che è stato mandato a fare il presidente di una provincia, quando le province contavano, ragazzi. 1998, essere in provincia vuol dire governare un territorio, non come oggi. Oggi purtroppo è finita. Però, dico, è fondamentale i giovani, quindi un ringraziamento veramente di cuore ai giovani. E un arrivederci a tutti voi. La campagna sarà... Chi è che ha detto va bene? No, scusa, non avevo capito. Un arrivederci perché la regione è grande, noi faremo un sacco di incontri, però non passeremo i comuni, questo è poco ma sicuro. Non fatevi tremare i polsi, non chiamatemi dicendo che Ciccio è passato da una parte, che Caio è passato dall'altra e tu non ci sei... Voi pensate sempre che quando vedete i nostri avversari su un posto dite Zaia in un altro. Funziona così. No, e se no fate come Gentilini che ogni volta che andavo all'inaugurazione fa perché non te caseri? Io gli dicevo Mattino teseri devo casare all'inaugurazione. Fine. Funziona così. Vi do appuntamento, prima di andare via, ringraziare ancora Massimo, il segretario, Boron, il segretario di sezione, Roberto e tutti, e ovviamente tutti voi, vi do appuntamento al 31, cioè 31, cioè, vi dirò dove sarà la sede, dove ci incontreremo no, ma bisogna farla proprio in strada, bloccheremo una strada perché un po' di avvisi di garanzia per blocco stradale quando ci vogliono, ovviamente scherzo, nel senso che andremo magari, io penso anche un piazzale, una roba, e lì dovrà arrivare il fiume di leghisti, di sostenitori, di tutti quelli... Prato della Valle. Il posto lo decido io. Ma in maniera tale che si dia una dimensione di quello che è la forza della Lega e di questa squadra. Grazie. E scusate, mi scuso veramente, perché ho fatto un intervento stasera con una forma che è al 50%, sono senza voce, ho trascinato la voce, però ci tenevo a essere qua, grazie.